No, quindi cercherò di essere conciso. Non faccia niente. Io non capisco tanto. La strada è una metafora della vita. Ritengo che si debba essere sempre in cammino nei rapporti, nelle attività professionali, perché il cammino è stimolo, il cammino è farsi vedere bene, degli orizzonti. Il cammino è guardare indietro, il cammino è progettare, il cammino è comprendere i propri limiti e i limiti delle persone che camminano con te. E un'altra cosa che ho imparato nella mia vita, e questi valori sono nati qua, allora sarebbe utile. Un'altra cosa che sono abituato a vivere è la comunità, perché lo scautismo è una comunità di vita, una comunità di persone che hanno uguali interessi. E pensavo che questi valori erano i valori tipici di quell'associazione, invece li ho trovati qui. Qui ho trovato una comunità di persone con storie diverse, con caratteristiche diverse, con peculiarità diverse, con età diverse, con propositi diversi, con orizzonti diversi, che poi abbiamo creato una vera comunità che si conclude oggi sicuramente per questa esperienza, che però ci lascia sicuramente una traccia, e le tracce sono sempre delle ricchezze. Grazie. Non c'è niente che eliminare, perché a me mi capita di presentare Fiorella. Fiorella Garbini di Gallarate, Varese. Fiorella Garbini di Gallarate, quando l'ho vista mi diceva lo santo. Una delle persone che ho sentito più vicine, con la quale ho condiviso, penso, molti sguardi e soprattutto che bello. La volevo ringraziare perché ha condiviso con lei un'esperienza sua personale che è difficile da condividere, ed è delle persone serie questo. Cosa posso dire? La prima cosa che vi voglio dire è che io sono arrivata a camminare tardi e ho scoperto un mondo che mi ha regalato tantissimo. Miei figli, mia mamma mi dicevano: dove vai? Ma con chi vai? Ma sei fuori? Prepari uno zaino, dormi per terra, ma no, ma tu non sei normale, guarda che te sei già grandina. No? Vabbè. E questa cosa qui il cammino è stata una scelta così, per cercare, per alcune cose della mia vita, cercare un po' di pace. Al di là di questo invece la scelta della Sicilia è stata, ho conosciuto l'anno scorso Ciccio, Liliana, per caso, tramite delle amicizie che abbiamo in comune, e poi c'è stata questa occasione della Sicilia che peraltro, pur essendo tanto lontano da Gallarate, fa parte un po' del mio cuore per tante cose della mia vita, e quindi il mio grande desiderio era quello di calpestarla, odorarla, conoscerla di più, e questo sicuramente l'ho fatto, mi ha regalato tantissimo, ma mi ha regalato ancora il cammino tanti abbracci, tanti baci e tante emozioni che sempre comunque il cammino mi regala. Quindi il cammino non mi delude mai. Ho trovato dei nuovi amici che sicuramente magari non oggi, domani o più ancora in là incroceranno la mia strada, perché niente avviene per caso, e questo io ne sono convinta. Per quanto riguarda invece la Garbina, vi posso dire che se rimango sono fatti vostri, perché se proprio rimango tantissimo dovevate registrarmi stanotte. E non me lo scrivete su Facebook.
Sofia è l'italo-canadese per chi non la conosce, Sophie Brassard, come si chiami? Brassard, esatto. Allora, quindi iniziare voglio ringraziare Salvatore Piccione che più volte mi ha invitato a questo cammino e io dicevo ma Salvatore grazie però io tra un mese non so dove sarò e alla fine ero ancora ad Avola e sono detta così vado a piedi e vi seguo ed è stata una bella avventura e veramente sono proprio grata per tutti voi che ho incontrato, che ognuno mi ha portato qualcosa di molto bello, molto prezioso e esco da questa esperienza piena di amore, di gioia e mi dispiace un po' perché sapete che nel calendario vedico c'è un mese particolare che inizia dal 16 maggio fino al 16 giugno in cui tutte le preghiere che facciamo sono amplificate da 1000 e quindi ho approfittato di questo momento per fare le mie preghiere, quindi mi piace tanto andare a incontrare le persone, chiacchierare, però ho detto devo anche imparare a stare zitta, muta